il pick and roll con Benzing che ha ancora un mismatch a proprio favore contro Stone, si gira il furto di Julian Stone, corre la 4% lagunare, la palla nell'angolo per Mitch Michael Bramos, 7-2 per la Reyer. Seconda avventura con la Fortitudo è durata davvero un battito di ciglio dalla media. Nel frattempo Jeff Brooks va a realizzare, ritorna dal suo playmaker che serpenteggia nel cuore dell'area per riaprire di nuovo per Procida, 5 di fila anche per lui. Durham, pick and roll con Grossel, spazio per l'americano, Watt accetta il cambio, lo scarico per Frazier che spara, il sorpasso della Fortitudo Bologna, va a sbracciare Martino per dare subito la chiamata di difesa uomo. Bramos riapre per Brooks, tanto spazio per Cerella che attacca, poi va a servire Ekodas a realizzare Benzing e Arolabopoulos a lavorare da 4-5. Frazier attacca De Nicolau di talento nel cuore dell'area, come soprattutto gli americani sanno andare a fare. Ancora doppio playmaker per Venezia con Theodore e De Nicolau, c'è spazio per il tiro di Jordan Theodore da 3 punti, questo però gli ha portato in dote 2 punti. Feldin dentro per Grossel che adesso fa la voce grossa, palla per Watt contro Grossel, ora De Nicolau entra subito nella partita con la tripla del più 14. Jordan Theodore tiene il palleggio aperto contro Fantinelli, poi va di nuovo da De Nicolau, bravissimo a innescare Jeff Brooks, grande azione di Venezia per Feldin che prova a attaccare, si butta dentro, non aiuta nessuno, il canestro di James Feldin. Prova a attaccare come prima, in precedenza ha trovato il canestro, adesso ha trovato lo scarico per Arolabopoulos che attacca Mazzola, il tiro mancino da 2 punti dell'ex giocatore anche dell'Olympiakos. Theodore attacca, lascia proprio sul posto, prima Feldin e poi Benzing, che accelerazione, poi il pallone per Watt, si lotta, alla fine la palla recuperata, poi Arolabopoulos a canestro, si arrabbia e non poco Brooks, ma Fortitudo sempre lì, capace di riaccendere fiammella della speranza. Cerella dall'angolo, è ancora lui che la spegne quella fiammella, adesso però deve andare a fare fallo, invece arriva un recupero con Durham, Frazier, la palla dentro per Aradori che realizza i primi 2 punti della sua gara, -4, e allora corre Aradori, rischia di perdere il pallone contro Brooks, il tempo va avanti, deve assolutamente tirare a Arolabopoulos, va a sbagliare, ma suona la sirena finale. L'Umana Reyer Venezia infila la 6ª vittoria nelle ultime 7 nel campionato di Serie A.